Con vero piacere che colgo questa occasione datami dalla televisione locale di Verona per parlare benissimo di questo concorso che io come agente rappresento da diversi anni, e per me è una felicità essere qui con tutta questa bella gente, col dottor Nalin che ci ospita, Enrico Bianchini e tutta l'organizzazione. Le mie ragazze toscane sono felicissime e io sono veramente contento di partecipare a questa kermesse bella organizzata bene, grazie all'organizzazione, a chi ci riprende in questo momento, è stata una cosa molto gentile, e dire altre parole è inutile perché è bello, sono felice di essere venuto alla Toscana da diversi anni, il lago di Garda è bellissimo, il Parco delle Terme anche, e quindi più bello di così c'è un tramonto stupendo, voi non lo vedete ma io lo vedo, con tanti amici intorno, vinca il migliore, benissimo, grazie mille, grazie dell'opportunità. Siamo finalmente giunti a questa finalissima 2021, Miss Colaterme, quarta edizione. Tra pochissimo le nostre finaliste si sfideranno su questa scalinata qui a Dogana Veneta di Lazzise per sfidarsi a colpi di sorrisi e portarsi a casa questo ambito titolo. Saranno 10.000 euro il premio in palio per diventare la testimonial delle nostre amate terme, e quindi noi possiamo solo fare a tutte loro un grande in bocca al lupo.
I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I guess there's never me in it.
je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi.
È Serena Tirelli a portarsi a casa il titolo di Miss Colaterme 2021. Questa è una quarta edizione che è stata davvero emozionante e straordinaria. 15 finaliste che sono arrivate da tante regioni italiane, che quindi hanno percorso chilometri e chilometri sulle passerelle, ma soprattutto per arrivare qui stasera a Dogana Veneta di Lazzise per sfidarsi a colpi di sorrisi per quella che era la corona di nuova testimonial delle nostre Terme di Colà. Questa sera la nostra Serena si porta a casa un assegno da 10.000 euro che sarà il suo contratto di lavoro per un anno intero in qualità di testimonial delle nostre terme, accompagnata anche da Melissa Arnoldi e Michela Albiani al secondo e al terzo posto, un podio quindi tutto d'eccezione. Noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione, intanto ci rilassiamo alle nostre Terme di Colà. Sono arrivata terza e sono molto contenta. Grazie mille, grazie alla giuria e grazie a tutti coloro che mi hanno creduto in me. Sono contenta veramente e grazie ancora. Ciao, sono Melissa Arnoldi e ho vinto il secondo posto di Miss Colaterme e niente, spero di rappresentare al meglio la mia fascia Acqua del Benessere. Sono contentissima per questo venerdì e questo sabato e per averla alloggiato alla Villa dei Cedri. Questa sera abbiamo terminato il concorso e la vincitrice di questa sera si chiama Serena Tirelli. Voglio darle un in bocca al lupo grandissimo per questo anno che le aspetta, perché si troverà veramente bene, verrà accolta veramente tantissimo al parco di Miss Colaterme a Villa dei Cedri e veramente un in bocca al lupo a tutte le ragazze che continueranno la loro carriera da modella e spero per tutte, soprattutto per Serena, di vivere un'esperienza fantastica per questo prossimo anno. Serena, sono la prima classificata alla finale di Miss Colaterme. Spero di poter rappresentare al meglio questo bellissimo parco e invito tutti a venirci.